Sì. Diciamo, rispetto alle relazioni precedenti, che ovviamente sono frutto di studio, di ricerca, eccetera, io andrò a illustrare anche abbastanza velocemente un'idea che da tempo coltivavo in maniera personale, che cioè, come è stato detto anche oggi da Luca, la memoria dei bombardamenti, la storia dei bombardamenti è fatta di vuoti e di pieni, spesso molto pieni nelle dimensioni, abbiamo sentito questa mattina, comunitarie, locali, parrocchiali, eccetera, eccetera, molto vuoto dal punto di vista invece delle istituzioni in primis, per una serie di motivi che anche oggi sono stati accennati, e sostanzialmente della storiografia. Questa idea di creare un gruppo di lavoro regionale veneto che si propone di appunto individuare, catalogare, censire, mappare i bombardamenti della nostra regione nasce sostanzialmente da questa considerazione. Informo che prima di questo incontro, noi il 12 dicembre, in questa sala tra l'altro, c'è stata una conferenza di Marco Fincardi sempre sui bombardamenti, preceduta da un seminario interno degli istituti della resistenza del Veneto, che dovrebbe essere e che è stato propedeutico per cercare di capire che tipo di lavoro impostare, come condividere un'informazione condivisa e lo stato dell'arte di ogni provincia. In quell'occasione si è confermato che esiste per tutte le province del Veneto una serie importante di scritti, chiamiamoli di natura o grigia o degli storici di paese. È un tema, quello dei bombardamenti, della memoria dei bombardamenti del Veneto, particolarmente sentito e trasmesso in queste micro pubblicazioni che hanno poi una diffusione molto limitata, spesso non sono editati, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che effettivamente il fenomeno dei bombardamenti nella nostra regione è stato un fenomeno centrale e chi fa storia della resistenza lo sa bene, perché immancabilmente in tutti i territori o quasi della nostra regione i bombardamenti saltano fuori. Chi vuole fare storia della resistenza si incrocia sostanzialmente con la storia anche dei bombardamenti, perché come è stato detto oggi per il Veneto la storia dei bombardamenti comincia dopo l'8 settembre. Nel Veronese, ad esempio, ci raccontava Federico, anzi scusate, prima vorrei anche citare i ricercatori che sono impegnati in questo progetto: Enrico Bacchetti per l'Istituto di Belluno, Dario Bessan per Treviso, Luigi Conte Giacomo per Rovigo, Pietro Lando, il sottoscritto, per Venezia, Federico Melotto per Verona, Antonio Spinelli per Vicenza e Jacopo Venturina per Padova. Allora, per esempio, ci raccontava Melotto che a Verona il primo bombardamento è del 20 ottobre del 1940. Poi, per 3 anni, i veronesi vissero relativamente tranquilli perché la seconda incursione aerea fu alle 11:50 del 25 settembre del 1943. Sostanzialmente è una storia che si riproduce anche nel veneziano. Marghera oggi citava Luca Baldissara, viene pochi giorni dopo l'entrata in guerra bombardata leggermente, sostanzialmente nel 40, 41, 42, una parte 43, è un territorio marginale, non abbiamo sentito parlare oggi in quegli anni là, per il semplice motivo che ha poche concentrazioni, tranne Porto Marghera, di impianti produttivi, e non è strategico, perché ovviamente siamo all'inizio della guerra, il Brennero e le risalite tedesche saranno di qualche anno più avanti, è difficile da arrivare perché le basi non sono proprio
le basi per i livelli alleati in questo luogo. Quindi il Veneto sostanzialmente fino all'8 settembre vive tranquillamente questa vicenda. Poi iniziano appunto a verificarsi sistematicamente, in primo luogo nelle grandi città. Non è un caso che ogni capoluogo di provincia ha una memoria molto forte dei bombardamenti. Vicenza, Verona, Padova, Treviso, Venezia, Mestre, Marghera, tranne Belluno, ecco, anche Rovigo, più avanti. Quindi il fenomeno, secondo noi, impone un approccio di tipo quantitativo-qualitativo. E questo può avvenire oggi, grazie anche alla tecnologia, al web, attraverso una mappatura sistematica delle tipologie di bombardamento, spezionamento, eccetera, eccetera, in modo da restituire a livello cartografico, dinamico, quegli elementi poi propedeutici per fare ricerca, per individuare le aree colpite maggiormente, i tempi, le modalità e quant'altro. Perché sui numeri stiamo navigando anche noi nel Veneto un po' a vista. Quante vittime civili sono state complessivamente? Allora, dalle relazioni che a dicembre sono state presentate, sempre con molti puntini sulle i, stiamo viaggiando intorno alle 5-6 mila vittime civili nel periodo in oggetto. Per non parlare delle distruzioni irreversibili che ha subito la nostra regione dal punto di vista anche monumentale, che sono i bombardamenti a Padova sugli ermitani e le distruzioni di affreschi preziosissimi. Allora, lo strumento che ci è sembrato più idoneo è proprio questo, quindi predisporre una scheda, che è la cosa più semplice, che abbiamo condiviso anche se siamo ancora in fase di elaborazione, dove individuare appunto anno, mese, giorno, comune, provincia, le modalità, bombardamento, mitragliamento, spezionamento, l'individuazione di reparti alleati che sono stati diversi nel corso appunto dell'ultima fase della guerra. Ci sono i sudafricani molto attivi, ad esempio, nell'ultimissima parte, il numero delle vittime, laddove sia possibile accettarlo, e eventualmente anche i profili anagrafici delle vittime, o comunque una sorta di curva, chiamiamola anagrafica, i feriti, gli sfollati, i danni, un approfondimento storico, ovviamente le fonti, quindi la bibliografia, la sitografia e le fonti archivistiche, le memorie, commemorazioni, monumenti, epigrafe, un'area iconografica, documenti, immagini, eccetera, annotazione dell'autore della scheda. Torno sulle memorie perché è una cosa che mi ha sempre molto colpito nella diffusione di una memoria di pietra del 43-45 particolarmente importante nel nostro paese e nella nostra regione. Non c'è un paese o una città che non abbia almeno 2, 3, 4, 5 targhe dedicate a partigiani, eccetera, eccetera. La memoria di pietra dei bombardamenti in realtà è molto complicata, è complicatissima, per i motivi che sono stati esposti anche oggi in maniera eccellente. Nel territorio comune di Venezia, ad esempio, ce ne sono parecchi monumenti, targhe che sono poco conosciuti anche dai nostri concittadini, collocati sia nella città d'acqua che in terraferma. Però in realtà sono tutte espressioni non dell'istituzione, tranne un cippo che c'è a Malamocco, che è stato dedicato e eletto dal Comune di Venezia per il mitragliamento del 20 agosto 1944. Tutto il resto è quel mondo, o la comunità di Santa Marta, o il comitato promotore di Marghera, o i compagni di lavoro ferroviari di Marghera, o i compagni di lavoro dell'ACLI di Venezia, che in maniera non coordinata e scomposta cercano di mantenere viva una memoria.
che però è scomparsa sostanzialmente dalla memoria pubblica collettiva, alimentando delle contromemorie, e questo è il dato forse anche politico-culturale più inquietante, che poi diventano un monopolio spesso o supremazia o egemonia di alcune forze politiche. E sui bombardamenti effettivamente il ritardo con cui ci si è arrivati ha favorito, come per altre vicende storiche di cui ben sappiamo, una sorta, no, di supremazia politico-culturale di alcune aree. Allora, l'importante è tornare con questi strumenti, come può essere quello di un Atlante dei bombardamenti, a mettere intanto certificare in maniera scientifica cosa è accaduto, dove è accaduto, perché è accaduto e con che conseguenze. E quindi limitando poi anche quei giochi della memoria che oggi abbiamo sentito, che spesso hanno traslato nel corso del tempo questi avvenimenti. E quindi l'intento è questo. Adesso abbiamo già iniziato a lavorare, ovviamente i bei progetti camminano se ci sono le risorse, se no saranno i progetti nobili nei loro intenti. Stiamo predisponendo un piano di richiesta finanziamento anche cercando di coinvolgere un po' tutti i territori, perché se effettivamente le memorie di bombardamenti sono molto più sentite a livello provinciale o comunale, evidentemente ci possono essere dei soggetti finanziatori. Sto pensando in particolar modo alle fondazioni bancarie che sono molto attive nei territori che appunto stiamo monitorando, e l'idea appunto è quella di creare uno strumento che sia non l'esito ma l'inizio poi di un lavoro di approfondimento storiografico. La tecnologia oggi per fortuna costa anche non troppo, quindi rispetto a anni fa insomma, creare siti geolocalizzati ha delle spese, ha dei costi, ma non stiamo parlando di cose insomma, impossibili. L'intento è quello di iniziare, una volta che abbiamo la sicurezza di avere qualche risorsa, a implementare queste schede e tenerlo aperto, perché è evidente che anche sui bombardamenti le fonti possono essere diverse e può essere un progetto in progress. Quello che mi fa piacere è che c'è una rete di istituti della Resistenza che sta lavorando qui a Veneta, non solo per questo progetto ma per altri progetti condivisi insieme, ed è uno dei punti di forza, non perché invento in quanto tale, ma un punto di forza che gli istituti sia a livello locale, regionale, ovviamente nella loro dimensione superiore, ma io sto uscendo dal consiglio di amministrazione del Pari, quindi il polso un po' della situazione lo sento, insieme poi con gli altri istituti possano proporre questi progetti che non fanno solo che bene, non solo per l'acquisizione di nuove conoscenze, ma anche per l'affermazione di una politica culturale che oggi credo comincia ad avere qualche serio problema per quanto riguarda ormai attacchi incondizionati sulla storia e la memoria del nostro paese. Fare bene il nostro mestiere è una risposta, non è solo la risposta che si può dare, ma sicuramente aiuta. Quindi teneteci, state in contatto e speriamo fra qualche mese di presentarlo. Grazie Marco. La sessione di oggi pomeriggio è stata estremamente ricca, chiaramente non c'era la possibilità di fare un'analisi dettagliata delle diverse situazioni italiane, ma mi pare che anche solo i tre casi, quattro quasi presentati, ci permettono di ragionare su fasi diverse dei bombardamenti che appunto anche solo nel territorio del nord Italia, ma non solo, diciamo, abbiamo visto già dalla relazione di questa mattina, ma è apparso diciamo in maniera più plastica oggi pomeriggio, è molto differenziata.
di cogliere una serie di criticità rispetto ai diversi attori che sono coinvolti nei bombardamenti e quindi mostrarci sia dal punto di vista delle diciamo, forze armate coinvolte in questo processo, ma anche dal punto di vista delle istituzioni italiane, delle vittime, delle diverse situazioni, dimostrarci il peso della propaganda e anche di articolare una riflessione sulle fonti molto varia anche nel modo in cui le fonti sono state utilizzate dai nostri diversi relatori, e anche con questo approfondimento di Alessandro Pesaro sul database del sito per risposta all'University of Lincoln, che chiaramente penso possa sollecitare anche domande dal pubblico già oggi, e permettendoci anche di articolare un quadro degli effetti di questi bombardamenti rispetto alle vittime, rispetto ai feriti, ma non solo. Negli scollamenti abbiamo anche gli obiettivi, il modo in cui i bombardamenti hanno inciso nelle città rispetto alle opere d'arte, eccetera, che sono tutte questioni che possono essere in diverse fasi, anche in diversi progetti, al centro della nostra attenzione. Effettivamente, a parte l'intervento di Marco, la memoria di cui si è parlato è più una memoria immediata che una memoria di medio e lungo periodo, e anche questo si presterebbe a una riflessione più ampia che va a incrociarsi con i diversi impatti delle diverse memorie in relazione ai diversi fatti della Seconda Guerra Mondiale che sono all'opera nel lungo dopoguerra italiano, e rispetto al quale spesso si ragiona sulla memoria di questo aspetto piuttosto che di quell'aspetto. Chiaramente isolare le memorie dei diversi aspetti dovrebbe essere funzione poi della ricostruzione di un quadro in cui questi diversi aspetti sono ovviamente sintetizzati e sono oggetti di un ragionamento complessivo, nel senso che chiaramente le vittime dei bombardamenti o le famiglie dei familiari delle vittime dei bombardamenti possono essere vittime ma anche carnefici su altri livelli, e quindi ovviamente compito anche nostro di storici ma anche di istituti della resistenza che lavorano sul territorio e sulla memoria pubblica, è anche di tenere in piedi un discorso articolato su queste memorie e evitare l'isolamento e la segmentazione in piccoli ambiti che non ci permettono poi di avere un quadro complessivo, che sia un quadro storico, politico e culturale. Io adesso lascerei aperta la possibilità di fare delle domande, se ce ne sono. Mi pare che i contributi fossero abbastanza ricchi. Giovanni Bandieri? Sì, vengo io. Sì, forse è meglio. Sì, ciao. Intanto una domanda per Silvia. Giustamente tu hai parlato dell'inefficienza della DICAT, un po' una cosa che era emersa già dalle relazioni di questa mattina. Nelle tue ricerche hai trovato anche riferimenti altrettanto inefficienti, questo lo sappiamo, della difesa aerea, intendo aerea, da parte della Regia Aeronautica, perché uno dei motivi per cui la FLAC tedesca era più efficiente, almeno nella difesa dei cieli tedeschi, era che lavorava in sinergia con la Luftwaffe, nel senso proprio con le squadriglie da caccia. La DICAT aveva uno dei problemi che aveva lo scarso addestramento degli equipaggi dei cannoni antiaerei era che non era della Regia Aeronautica, il controllo operativo era del Regio Esercito, quindi non c'era la guerra. Però non so se nelle tue ricerche hai trovato riferimenti anche a come anche la popolazione eventualmente vedeva l'inefficienza delle squadriglie aeree, che sappiamo che esisteva, però ecco, ero curioso del caso di Torino, se dovessi trovare qualcosa. E poi avevo anche una domanda, più che una domanda, un interesse per quanto riguarda il progetto proprio. Quindi la domanda chiaramente è per Marco Borghi. Allora, intanto con una domanda, una curiosità, ma avete pensato anche a un intreccio di fonti locali, cioè italiane e straniere, in particolare faccio riferimento a fonti britanniche e statunitensi? Che altro per capire, appunto, ha fatto riferimento al fatto di cercare di capire quale fosse per esempio il reparto aereo responsabile del bombardamento, e non sempre questo
è desumibile dalle fonti italiane. Quindi non so se avete fatto appunto riferimento, pensate di fare un intreccio di fonti. E poi, questa invece è una considerazione, ha parlato giustamente di rete degli istituti, perché un po' per sensibilità di ricerca mia e un po' perché sono direttore dell'Istituto di Lucca, ecco, non so se a livello nazionale, magari usando proprio la vostra ricerca come prototipo in qualche modo, anche proprio per la scheda che avete fatto, insomma state progettando di fare, che forse mi ricorda anche un po', anche se veramente gli obiettivi erano diversi, le schede che a suo tempo vennero fatte per l'atto delle stragi nazisti e fasciste, ormai c'erano le schede uniformi per tutta la rete nazionale. Ecco, non so se appunto a livello di rete padre proprio nazionale come vi state muovendo, se vi state muovendo, insomma. Pare di capire che comunque qualcosa ci sia. Grazie. Forse facciamo un giro, raccogliamo altre domande se ce ne sono. Io avrei una domanda riferita ad una considerazione che ha fatto il professor Alessandro Pesaro, che ha a che fare sia con l'interpretazione di quello che è successo e anche con la memoria di quello che è successo. Allora, mentre noi, parlo del caso di Treviso, proponiamo conversazioni, ascoltiamo le richieste e cerchiamo di venire incontro a questo desiderio di memoria, ci troviamo spesso con questa interpretazione del bombardamento aereo, cioè e sono gli alleati ed erano nostri alleati, cioè con questa interpretazione del nome alleati come se fossero alleati dei nostri italiani, quando invece non era possibile, erano alleati tra di loro. Però la trovo spesso questa cosa anche nei testi, unita per esempio a belligeranti. Allora, io credo che per quanto riguarda il nostro territorio veneto e nord italiano non si potesse parlare, ma lo chiedo a voi, di co-belligerazione, belligeranti, non potevamo essere perché noi eravamo la Repubblica Sociale qui, cioè eravamo nemici, sempre, cioè noi continuavamo ad essere nemici degli alleati, tanto che a Treviso, per esempio, c'era il Ministero dell'Agricoltura della Repubblica di Salò, era a Treviso. Perciò credo che sia importante, non so, ecco, chiarire molto questa terminologia, perché poi la memoria si sedimenta e rimane appunto in questo modo, non si fa che ritornare all'interpretazione del bombardamento che aveva dato la Repubblica Sociale appena è successo a Treviso ma anche in altre città come atto terroristico che non viene capito naturalmente dalla popolazione, atto a ribellarsi, diciamo, a questi liberatori che invece erano attesi da una parte della popolazione. Su questo sono nate tutte le memorie metropolitane. L'istituto nostro ogni anno cerca di riportare la storiografia ufficiale, dato che abbiamo avuto anche la fortuna, noi 30 anni fa, di avere accesso all'archivio statunitense per quanto riguarda quello che è successo a Treviso, perché la ricerca è stata fatta a campo locale, non c'era una visione più ampia del problema, però abbiamo potuto vedere, ci sono i documenti, che il bombardamento su Treviso, come quello su altre città particolarmente interessanti per la rete ferroviaria, era già stato progettato almeno mesi e mesi prima che succedesse, per cui non dà adito a interpretazioni come quelle che ancora purtroppo girano
sul fatto che è successo a Treviso, cioè che siano stati i partigiani che hanno richiamato l'attenzione perché bombardassero la città. Queste sono, se non si interviene, ogni anno ritornano queste favole, queste interpretazioni così. Il Cavaliere Sara, che è stata Sì, io più che una domanda specifica vorrei sollevare una questione proprio sulle modalità della ricerca che i vari gruppi stanno compiendo, che noi stiamo compiendo nel tentativo di portare il tema dei bombardamenti dentro la storia della seconda guerra mondiale, della partecipazione all'Italia, dell'esperienza italiana nella seconda guerra mondiale, ed è questa. Quando noi parliamo di bombardamenti e facciamo città per città, paese per paese, territorio per territorio, l'elenco dei bombardamenti, il numero dei morti, il numero dei feriti, il numero dei vani distrutti, quelli danneggiati, tendiamo, mi pare, ditemi voi cosa ne pensate, io non ho una risposta definitiva e precisa su questo, tendiamo a costruire un'immagine dei bombardamenti come qualcosa che sia tutta ricompresa nella straordinarietà dell'evento bombardamento. Poi abbiamo capito straordinarietà relativa perché dal 1942 in poi stiamo parlando di un evento che si ripete senza soluzione di continuità, che però soprattutto in alcuni territori che colpisce insistentemente, ma tendiamo a rappresentare il bombardamento come uno dei momenti eccezionali dell'esperienza di guerra delle città e delle popolazioni di guerra. Allora mi chiedo e vi chiedo, questo non rischia di essere parzialmente distorsivo rispetto alla percezione di allora del bombardamento e rispetto al nostro obiettivo, che è quello di ricostruire un quadro storiografico che dia conto della complessità della partecipazione in guerra. Cioè, voglio dire, queste comunità del momento, italiani, ma se preferite i veneziani, i trevigiani, i torinesi, i milanesi, eccetera, eccetera, i modenesi, quale esperienza vivevano? Vivevano un'esperienza di guerra che era la somma contestuale e simultanea di diversi aspetti della partecipazione alla guerra: la fame, lo sfollamento, le violenze, diciamo, degli eserciti che attraversavano il territorio, dal 1943 in poi le violenze, le dimissioni della guerra civile e via discorrendo. Allora, la domanda che vorrei fare, più che una domanda che è una questione che vorrei sollevare, pur rilevando e ponendo l'accento sulla specificità del fenomeno guerra aerea, perché se no sarei, come dire, schizofrenico, non direi quello che ho detto stamattina. Mettiamo in luce questo, ma consideriamo che tutto questo sta dentro un contesto che è quello della condizione delle popolazioni civili e, se volessimo ricordare e fare un po' di memoria degli istituti, forse ogni tanto male non farebbe, si fa forse troppo poco in questa fase, forse ricordare che negli anni 90 gli istituti avevano lavorato il progetto sulle città di guerra, che diede alcuni risultati molto alti e molto buoni, che poi a un certo punto finì perché quella diventava una fase problematica della vita degli istituti dal punto di vista politico-culturale e per tante altre ragioni, ma aveva, nel modo di vedere, il pregio di calare la questione in un quadro complessivo, che era quello appunto dell'esperienza di guerra. In fondo anche i famosi 2 convenioni della Fondazione Micheletti, a cui il Nazionale diede un contributo determinante di progettazione, avevano questo obiettivo. Allora io credo è importante che noi mettiamo a fuoco che cosa significa una guerra aerea, è importante che noi mettiamo a fuoco che cosa significa l'esperienza del bombardamento, ma quello che mi chiedo è che, appunto, vorrei chiedere il vostro parere senza darvi l'impressione che abbia già la risposta. Non è che forse dovremmo stare molto attenti a evidenziare la specificità della guerra, ma nel contesto complessivo della partecipazione all'esperienza di guerra, perché se no, a mio modo di vedere, questo rischia di essere un po' deformante, come è stato un po' deformante un certo eccesso di interpretazione della stagione immediatamente precedente, che in qualche maniera ha un contatto diretto o semidiretto con questa, che è quella della violenza sui civili, dei massacri, delle stragi, che ha teso
in alcuni studiosi a essere isolata dal contesto, resa un fatto a sé, deformandone poi il modo di vedere l'interpretazione complessiva. Quindi questa è la questione che vorrei sollevare, cioè mi piacerebbe sentire un vostro parere, invece una cosa proprio più micro. Nel tipo di lavoro che voi state conducendo sul Veneto avete coinvolto e pensato e immaginato, oltre alle cose che ricordava giustamente Jonathan, le fonti dei vigili del fuoco? Perché nella mia esperienza i vigili del fuoco, essendo uno dei soggetti chiave della protezione antiaerea e degli interventi rapidi, facevano una serie di relazioni per le prefetture del Ministero degli Interni, che in alcuni casi, almeno io a Bologna ho trovato praticamente uno schema con tanto di dettagli e di numeri giorno per giorno del tipo di interventi, quanti morti, quanti feriti, quanti danni, quante case, quanti incendi, cioè sono fonti straordinarie da questo punto di vista. È anche vero che l'esperienza mi dice che alcuni reparti di vigili del fuoco hanno gli archivi, altri non ce li hanno. Però ecco, è una fonte che non so se avete considerato di prendere in esame, ma questa mi sembra una fonte che potrebbe rivelare qualche utile sorpresa. Altre domande? No? Allora lascerei le risposte sia a Silvia, in ordine, poi se potete intervenire tutti e quattro in ordine. Allora, per la domanda sulla idroaeronautica, tenuto conto che non è il mio, non era il mio obiettivo. Per sapere se avevi trovato sì, dei riferimenti. ci sono, ho trovato praticamente ho trovato dei rapporti, praticamente dei rapporti perfetti, dei segnalazioni di lamentele diffuse nella popolazione sul fatto che secondo loro gli aerei erano pochi, di scarso livello, i piloti non addestrati e soprattutto ho trovato un sacco di riferimenti ai contrasti strategici tra caccia e contraerea. Quello sì, e che ti volevo dire, sì, è sulla mancanza di coordinamento che la popolazione civile percepiva, lo stesso coordinamento tra caccia e difesa aerea e ovviamente di contrasto poi invece i giudizi positivi su poi quando c'è l'intervento della FLAC, perché chiaramente quello è un altro livello. A me questa era la domanda specifica sulla questione che ha posto Balzissara. Io me ne sono sicuramente occupato meno degli altri, nel senso che ho fatto parte di questa ricerca su bombardamenti molto specifica sulle vittime civili dei bombardamenti condotta dalla banca. Proprio per la mia formazione di storica sociale non credo di aver percepito i bombardamenti e la questione delle vittime civili come una cosa a parte rispetto a tutto il resto della guerra. Ho posto l'accento su quello, proprio quello era lo scopo della ricerca, ma ho cercato, personalmente ritengo che appunto anch'io ritengo che debba essere contestualizzata ma sul mio parere, nell'insieme più ampio soprattutto se si fa storia della società, nell'insieme più alto di come la guerra ha avuto effetto sulle popolazioni in generale. Non so se questo risponde alla sua questione. Non ce l'ha. Rispondo sul termine alleati al posto di Alessandro Pesaro che si è dovuto disconnettere. E lo stesso problema, l'ho avuto io nella realizzazione di un piccolo progetto didattico per le scuole con Alessandro Pesaro, perché nel giro di bozze che ci siamo scambiati io li ho corretto tutti alleati con angloamericani e gli ho chiesto scusa, mi sembra più corretto perché in quel momento loro non sono i nostri alleati. Allora la mia sarà una risposta sicuramente molto riduttiva rispetto a quello che avrebbe potuto dire Alessandro. Comunque mi ha detto che
nella storiografia inglese angloamericana si usa proprio quel termine, ecco, per cui sono le traduzioni poi dall'inglese all'italiano che dovranno essere attente su questo, ma per chi lavora, da quello che ho capito, in Inghilterra e in America, alight è il termine che si usa senza nemmeno porsi il problema, e questo credo possa anche mettere in evidenza come a volte anche la storiografia rimanga legata al tessuto culturale e storico del proprio paese. Scusate, mi sentite? Io ci sono ancora. Ecco Alessandro! Non ti vedevamo e quindi sei vai a rispondere anche tu, ovviamente fa piacere. Allora, quando è finita la serie delle domande, a Venezia ho qualcosa da mostrarvi e da aggiungere, ma per favore andate avanti. Allora, sì, non so se Giulia vuole dire qualcosa prima. Sì, allora, per quanto riguarda le fonti, diciamo, extraterritoriali, ovviamente ci abbiamo pensato, e anzi ogni ricercatore che ha prodotto delle buone relazioni ha sottolineato i vari link, quindi anche perché sono indispensabili, nel senso che alle volte con una missione facevi 5, 6, 7, 8 bombardamenti in andata e ritorno di territori diversi, cioè il famoso bombardamento del 7 marzo di Mestre non è, sono venuti qua a Mestre, hanno fatto un giro perché evidentemente avevano una capacità anche tecnica e tecnologica, perché ormai le basi sono molto più vicine, di poter tranquillamente bombardare tutto mare. Quindi è chiaro che già molti istituti, alcuni istituti hanno fatto una campagna di acquisizione, quindi assolutamente compatibilmente con gli strumenti telematici, perché questa è una. Progetto nazionale, sì, perché no, è chiaro che il progetto nazionale cambia scala per quanto riguarda a maggior ragione poi i bombardamenti, perché oggi abbiamo sentito, cioè partiamo da Pantelleria, arriviamo al Brennero, non abbiamo calcolato tutta la parte istriana e dalmata, che all'epoca era ancora sotto giurisdizione italiana, perché Zara e anche soprattutto Zara ha avuto dei bombardamenti molto pesanti. Quindi pensare a fare un progetto nazionale la vedo un po' complicata, anche perché ci vorrebbero delle risorse a sostegno non indifferenti. Però potrebbe essere anche un progetto pilota, voglio dire. È chiaro che la quantità di materiale presuppone una ricerca piuttosto prolungata nel tempo, ecco, però al momento potrebbe anche essere una proposta. E prima le fonti e poi invece il discorso un pochettino più politico-culturale. Sì, ovviamente abbiamo pensato anche noi e sono state anche citate, mi pare, perché poi ogni provincia, ogni istituto ha a che fare con delle storie archivistiche di conservazione diverse. Questo lo sapevamo già, ma proprio nell'incontro di dicembre abbiamo visto che ci sono appunto situazioni territoriali dal punto di vista documentario veramente a macchia di leopardo. I vigili del fuoco, come giustamente diceva anche Silvia, anche la Croce Rossa sono un archivio fondamentale, bisogna capire se esiste ancora, se sono conservate queste carte, perché un limite dell'Atlante è quello di non innestare una ricerca archivistica ex novo, o meglio, se ci sono delle serie che si possono consultare in tempi abbastanza stretti, ovviamente vanno consultate, ma pensare subito a una ricerca archivistica, non sapendo ancora quante persone possono essere coinvolte, che risorse abbiamo, la vedo un po' complicata. Però insomma il parterre delle fonti lo abbiamo, come per esempio a Verona si raccontava, che era un fondo molto interessante dell'UNPA, quindi hanno tutte le mappe dei rifugi eccetera eccetera, che è un'altra
è un'altra storia che forse potrebbe anche essere inserita come voce della scheda, presenza o meno nei dintorni di rifugi, eccetera. Ecco, il discorso della straordinarietà e di una possibile, chiamiamola, focalizzazione, un po' estremizzo, avulsa del contesto. Potrebbe esserci, però io vedo questo progetto come uno dei mattoni, no? Una serie di mattoni che poi contribuiscono ovviamente a rimettere insieme quello che tu oggi hai detto e che sappiamo benissimo, no? Di questi anni di guerra che sono anche anni a singhiozzo, che in certi momenti li senti più di guerra, in certi altri meno, perché ovviamente dopo l'8 settembre cambia tutto, ma anche già prima con i fronti orientali, i fronti africani, eccetera. Quindi non è solo una mappa, tra l'altro, sono previsti per ogni provincia e anche un testo di inquadramento storico sia a livello provinciale che a livello regionale, che vuole appunto ricollocare il fenomeno o i fenomeni di bombardamenti all'interno di una storia complessiva. Però secondo me l'obiettivo principale è proprio quello di dare alla comunità in generale e alla comunità scientifica degli elementi che oggi ci sono ma sono piuttosto deboli per poter fare quel lavoro di ricerca a 360 gradi. No, lascio un attimo la parola a Alessandro Pesaro, 2 minuti però, Alessandro. Certo, allora vado veloce, condivido lo schermo. Non riesco. Ce la fai? No, sto vedendo, non me lo fa fare. Eccolo qua, perfetto, grazie. Allora, andiamo di qua. Ecco, potreste vedere una fotografia sul video, è una delle immagini che abbiamo noi in archivio, la fusoliera di un aereo decorata con dei simboli, ognuno dei quali rappresenta una missione di bombardamento. La cosa interessante è che quelli nell'ultima riga 3 sono con il gelato e rappresentano missioni sull'Italia. E noi abbiamo discrete fonti su questa cosa qui. Tutte le testimonianze che abbiamo raccolto ci dicono la stessa identica cosa. A confronto con le missioni italiane, le missioni sulla Germania, quelle italiane erano considerate di tutto riposo, assolutamente prive di pericoli, e i ricordi lasciati dagli equipaggi insistono sempre sugli stessi 2 cose, cioè nessuna reazione della caccia e debolissima o inefficace reazione del contrario. E penso che questa immagine lo racconti in maniera molto eloquente. E poi ho un'ultimissima cosa da farvi vedere, questa volta è un'animazione, ma dura pochi secondi. Allora, voi dovreste vedere una mappa dell'Europa sullo schermo. Allora, questa fotografa la situazione nel luglio del 1943. I maggiori bombardamenti sono indicati da puntini luminosi. Notate come sia tutto concentrato sulla Germania e poi sul nord della Francia. Adesso faccio partire l'animazione che corrisponde agli sbarchi in Sicilia e guardate cosa succede. La penisola italiana letteralmente si accende di bombardamenti. Nell'agosto ci sono i forti bombardamenti sul triangolo industriale e notate come nell'arco di pochi mesi l'Italia si sia riempita istantaneamente di plot finché arriviamo all'armistizio nel 1943. La mappa, vi ripeto, non è completa,
rappresenta solo i bombardamenti principali, è un lavoro in costruzione, ma credo che rappresenti visivamente molto di ciò che è stato raccontato oggi, in una dimensione poi diversa. Grazie mille, molto interessante. Allora, in chiusura dico due cose anch'io per quanto riguarda il progetto nazionale. In questo momento, perché faccio parte del comitato scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, in questo momento ci sono diversi progetti nazionali in corso e quindi bisogna sempre un po' misurare le volontà e le forze, però in generale mi pare di aver capito, e penso adesso questo comitato scientifico è in chiusura e comincerà un altro nell'autunno dell'anno prossimo, che funziona la doppia spinta, cioè che da una parte il comitato direttore scientifico e il comitato scientifico possono avere una loro idea di come procedere, di che tipo di progetti dare una spinta. È evidente che però se arriva una proposta dal basso forte che viene da diversi territori di interesse da parte degli istituti, questo può essere anche un doppio movimento. Quindi chiaramente il problema dei lavori del nazionale e di rete è da una parte l'esistenza dei finanziamenti e il fatto che i territori sono molto diversi sia dal punto di vista della presenza dei ricercatori che dal punto di vista della capacità di risposta anche all'esistenza dei finanziamenti, sia rispetto alla presenza di finanziamenti locali, e quindi lo sforzo nazionale è di mettere insieme queste diverse dimensioni. A volte siamo più efficaci, a volte meno, ma questo comunque mi pare che è stato fatto tanto lavoro in questi anni. Sì, sono molto d'accordo con quello che ha detto Marco rispetto alle questioni fondamentali poste da Luca Valdissara. Io penso che lo sforzo nostro come istituti della storia dell'esistenza sia proprio spostare l'enfasi da un'attenzione a questi fenomeni come fenomeni separati, isolati e che non, in qualche modo non parlano, a una dimensione che sia pienamente storica, in cui si riescano a tenere insieme le diverse prospettive e le diverse azioni. Da questo punto di vista io penso che anche rispetto a queste memorie complicate che esistono dei diversi eventi, il fatto di mettere insieme i bombardamenti, le persecuzioni, le deportazioni, la resistenza, le stragi naziste, la fame, l'inefficienza del regime, eccetera, possa solo aiutarci a dare un'idea il più possibile completa di quello che è stato il passato e anche a in qualche modo mettere in discussione delle memorie che appunto in qualche modo si concentrano solo su determinati gruppi piuttosto che su una dimensione più complessa, che esaltano la dimensione vittimistica su quella anche della comprensione della visione delle responsabilità e in qualche modo fanno fatica a fare i conti con una realtà più complessa. Quindi da questo punto di vista sicuramente l'intento degli istituti veneti, direi, è proprio quello di andare nella direzione di mettere un accento su questo aspetto, sapendo che però le persone che poi andranno a parlare di questo progetto, che lo svilupperanno anche in termini di memoria pubblica, sono persone che tengono insieme tutte le varie dimensioni di questa storia e non stanno certo a discutere in maniera specialistica e isolante delle diverse dimensioni della vita della popolazione civile e non solo in Italia. Del resto fare i conti col fatto che una parte dell'Italia è stata fascista e che era in piazza il 10 giugno del 1940 fa parte anche, secondo me, delle missioni che dobbiamo in qualche modo portare avanti e su cui dobbiamo continuare a riflettere. Quindi mi pare che sia stata una giornata intensa, molto, molto interessante, almeno per me, e quindi ringrazio molto i relatori a nome dell'Istituto Veneziano per la Storia e l'Esistenza della Società Contemporanea. Noi abbiamo in previsione alcuni altri appuntamenti che io in questo momento non ricordo della loro interezza, ma abbiamo senz'altro, potete seguirci sui nostri social, abbiamo senz'altro almeno 2 conferenze sulla resistenza nel corso del mese di aprile, sì, direi, una ad aprile e una a maggio. Abbiamo le solite commemorazioni del 25 aprile a cui siamo molto affezionati. Vi aspettiamo il 20 aprile per chi fosse, per i
veneziani all'assemblea dei soci del Liveser, e speriamo di incontrarci presto. Arrivederci.